però un'operazione importante, un'operazione antidroga della compagnia Carabinieri di Mestre che ha sicuramente assicurato numerosi venditori di morte e noi siamo molto soddisfatti per questo risultato, un risultato che stavamo portando avanti da diversi mesi, sin dalla metà del 2017, quando purtroppo si sono registrati diversi decessi per morte dovuta proprio a overdose da eroina. Sicuramente il problema non è risolto, sicuramente noi non dobbiamo tralasciare, non dobbiamo proprio mollare mai il controllo del territorio, perché solamente così si riuscirà a mantenere uno stato di sicurezza nei quartieri della città. Posizione condivisa dall'assessore comunale alla sicurezza, che evidenzia il lavoro capillare, soprattutto svolto con grande sinergia. Quello che più comunemente può passare tra il cittadino, ecco, hanno fatto nuovi arresti perché abbiamo una situazione pesantissima. Non è così, è l'impegno invece che è stato dato in questi ultimi anni anche da parte dell'Arma dei Carabinieri, che porta a compimento una serie di operazioni. Questo è un lavoro che si continua a fare assieme a tutte le forze dell'ordine, proprio per portare sempre più sicurezza nel nostro territorio. Importante è stata anche la collaborazione dei residenti, che esasperati hanno documentato come potevano con foto e video quanto accadeva sotto gli occhi di tutti, bambini compresi, ad ogni ora del giorno e della notte. Sottolineo questa grande forma di collaborazione, le persone, le famiglie sono esasperate, erano esasperate, adesso la situazione è notevolmente migliorata, ci sono state già delle altre operazioni, ci sono delle costanti attività che ci consentono sul territorio di avere proprio dei riscontri immediati a quelle che sono poi le richieste dei cittadini.